iniziamo a giocare. I tifosi stateci vicino. Din Gregorio, bisogna citare in disprezzo. Io fino alla fine. E insieme al nostro pubblico contro il Galatasaray. Abbiamo poche chance, ma ce ne giochiamo tutte. Pensiamo a fare un gol, non tre. Poi i scenari ed energia cambiano. Iniz mi ha detto che vuole esserci in prima con noi. Luciano Spalletti non ha una bacchetta magica per domani sera, però ha le idee chiare. Maria ribadisce che il 52 di Istanbul per qualificarsi agli ottavi di Champions League. L'allenatore bianconero convoca Iniz e Bremer. Anche i 41 dell'Allianz Stadium. Ci sono partite che non si giocano, si accompagnano, si compongono. Abbiamo bisogno degli ecco, bisogno degli occhi e del cuore dei nostri tifosi. Tutte le volte che in questo stadio abbiamo sentito il pubblico, ci siamo sentiti più forti. Sì, Alessandro, è stata una partita davvero splendida quella dell'Inter, però ora pensiamo a questa partita di domani sera, ok? Però, come stavo dicendo prima, che l'Inter ha perso e va bene. Però va bene così, ok? Però non pensiamo a noi, ragazzi, che è meglio, invece di quei pagliacci, ok? Perché alla fine uscirà tutta la merda. Sì, Catalina. Un abbraccio e una buona serata a tutti, ragazzi. Ciao caro, come stai? Sto bene, caro Giano, grazie. Ma no, mi sono dimenticato. Più forti, più che il gesto, serve il contesto. Il momento è delicato e con loro al nostro fianco diventiamo più forti. Vogliamo essere veri e credibili, non viviamo un sogno, ma ci siamo guadagnati questo livello, giocheremo tutte le nostre chance. Ha detto Spalletti in conferenza.
stampando i vincini alle di oggi pomeriggio che non ho seguito. Roma, Nogara, Spalletti a chiaro il momento decisivo per il presente e per il futuro della Juventus e non gira tanto intorno alle parole. Galatasaray e Roma sono belle minacce, però anche sfide intriganti. C'è un super sfida persistente. Il futuro si scrive oggi, da questi risultati passa molto, però abbiamo fatto tutti i ragionamenti corretti. Siamo nelle condizioni di giocarci la partita meglio e abbiamo resettato. Ciao Gaetano, eh, il futuro viene dopo questa partita qui, questo risultato. Tradotto, battiamo i turchi anche per presentarci a meglio allo scontro diretto per il quarto posto di domenica. I conti di Buccio. La Juventus deve recuperare 3 gol al Galatasaray, ma Spalletti ha un altro piano per tentare la missione quasi impossibile. Come diceva agli altri ragazzi, perché bisogna anche ribaltare questo risultato dopo del 2-0 subito contro l'Atletico, perché ieri è stata la rimonta pazzesca con la remontata contro l'Atletico Madrid quando Ronaldo ha fatto questa cola, ok? Che solo lui può avere quei gol, però 3-0 è finita, ragazzi, con la tripletta di Ronaldo all'epoca del 2019, ok? Che me lo ricordo. Cioè, quelle sono le squadre di una volta, invece di questa. Quindi dobbiamo battere anche il Galatasaray di domani sera. Quindi mi raccomando, per il pass per aumentare la qualificazione agli ottavi di finale. Se ci arriviamo, ok? Se non ci riusciamo pure noi. Però noi dobbiamo resettare tutto e ricominciare da zero. Quello che ha detto Spalletti, ok? Quindi mi raccomando, è sempre fino alla fine. Qualcuno si vince, ragazzi, qualcuno.
Non dobbiamo pensare a fare 3 gol, ribadisce Mauro. Perché poi tutto si autoalimenta, si autoalimenta e si coinvolge, diventa una dinamo. Bisogna resettare squadra e ritrovare solidità. Abbiamo bisogno di compattezza e ribattere questa gara. Le statistiche sono un indizio. No, niente, una live. Faccio una live, ragazzi. Non un giudizio, come abbiamo meritato di perdere, ma in precedenza abbiamo fatto cose bellissime. Invece i numeri entrano anche in gare in cui non abbiamo portato a casa il risultato, ma ci siamo comportati bene, come con Lecce e Cagliari. I conti si fanno alla fine. Indiz, c'è un Bremer in corsa. Tanto nella stagione della Juventus passando al Galatasaray e Spalletti a meno se la giocherà con il suo uomo migliore. Indiz non è a meglio dopo la contusione rimediata a Poppaccio contro il Como, però vuole esserci a tutti i costi. Kenan è un leader, è un punto di riferimento anche se è giovane, sottolinea il tecnico toscano, e lo dimostra anche nei momenti difficili. Caratterialmente ha dimostrato la sua volontà di restare qui e rinnovare. Lui ci vuole essere in tutte le maniere perché ci tiene a giocarsi questa sfida. Oggi ha fatto un allenamento parziale, ma prima di rientrare negli spogliatoi mi ha detto: Mister, io ci sono. Punto esclamativo. Maggiore no, a prudenza sul Bremer, riducendo l'affaticamento muscolare. Gleason sarà convocato, pronto per essere utilizzato in corsa. Anche lui è di pista bianconera. Valutazioni a sinistra viste le squalifiche di Andrea Cambiaso, Evan Cabral. A Kostic non ho dato molto spazio e un po' mi dispiace. È un professionista, un uomo che ha una fucilata di sinistro. O prima o dopo si esprimerà contro il Galatasaray. De Gregorio scende per il sale. Il vero dubbio dell'ex GT riguarda la conferma di Michele Di Gregorio. Dopo le ultime difficoltà, ho il rilancio di Mattia Perin tra i pali. Quindi, io me lo dico già, ok?
perché anche in questi casi ci sta il vantaggio Perino, oltre in Gregorio, però lo abbiamo detto oggi è a posto, ok? Della formazione. Quindi ho messo Perino perché Perino ha molte qualità in campo, ok? E che sa parare Perino, ok? Non come Michele di Gregorio. Per me c'è Perino avanti Andy in Gregorio, ok? Perché è così. Quindi io metterei tutta la vita a Mattia Perino in porta. Caro Spanettone, io metterei Perino se fossi in te. Dobbiamo fare delle valutazioni sperando di farle giuste, soprattutto per non mettere nessuno in difficoltà. Probabile un turno di riposo per l'ex Monza, nuovamente difeso da Spalletti. Le critiche ricevute da Di Gregorio dobbiamo sviluppare la capacità di accettare di essere disprezzati. Anime non di gruppo, non diamo in pasto nessuno alle critiche. E dividiamo tutto in parti uguali. In modo di ragionare questo, no, io non devo far tirare in porta un avversario o non passarla in quel modo. Ognuno di noi ha responsabilità. Rivincita Candy. Una rivincita doppiata. Cerca anche io in Candy. Alalali. Samuel strapazzato da Osimhen. Siamo pronti. Vogliamo uscire da questo momento. Garantisce l'inglese in conferenza accanto a Spalletti. Quando giochiamo in casa abbiamo più fiducia. Sappiamo che è un grande test e siamo pronti per il Galatasaray. La Juventus è una famiglia. Sono orgoglioso di giocare in un club così. E ha ragione pure io in Kenny, ragazzi. E andiamo qua. Allora, vediamo un po'. Galatasaray, Osimhen, conferenza. Sarebbe un privilegio giocare nella Juventus. E ha ribadito anche su questo Victor, ok? Perché Victor Osimhen ha quello che ha tutte le qualità anche di individualità, di qualità.
tecniche che fisico e determinante sottoporta. Quindi io mi compro un per giugno questo giocatore qua perché ci serve. Sì, è vero. Senza aiuti non vincono veramente un cazzo, gli ingiocabili di merda, perché sono una squadra di merda e una squadraccia di merda. È vero, sono così. E sono usciti prima loro di noi, che loro pensavano che oggi giocava la Juventus e invece al contrario, quando loro sono usciti prima con il Bodo Glimt e io godo, godo, fare ma comodo. Forza Juventus sempre, domani dobbiamo prenderci fino alla fine. Ragazzi, mi metto questo coro. Fotografie, forza Juventus. Forza Juventus. Fino alla fine, forza Juventus. Che spasso, ragazzi. Magicaio viale, amo soltanto te, ovunque lui saremo, sempre combattere. Oh, 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 oh. Magicaio viale, amo soltanto te, ovunque noi saremo, sempre combattere. Oh, 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 oh. Magicaio viale, amo soltanto te, ovunque noi saremo, sempre combattere. Oh, 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 oh. Magicaio reale, amo soltanto te, ovunque noi saremo, sempre combattere. Oh, 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 Magicaio reale, amo soltanto te, ovunque noi saremo, sempre combattere. Oh, forza Juve, ragazzi. Una bella vittoria nel Bodo Glimt. Vamos, vamos.
trascurato di quelli che hanno gufato contro la Juve, perché nelle ultime 3 partite su 4 abbiamo preso dei 4 punti in più, ok? Perché dobbiamo prendere altri 5 punti dalla Roma e da Napoli. Se vinciamo contro la Roma, ok? Quindi prendiamo 5 punti su ultime 5 partite che dobbiamo fare e 5 punti in più che dobbiamo fare, ok? E sempre comunque contro tutti, perché noi siamo la Juve, ok? Quindi questo è quello che ci meritiamo. Basta prenderci per il culo perché tu, Caroletta, devi vendere la Juventus perché hai rotto veramente il cazzo pure tu. Che te lo fai ficcare in culo in tutte le maniere. Quindi smettiti. Lui, ma pensa alla tua squadraccia che è uscita oggi. È uscita la tua squadra di merda. E tu ma sei un clown, tu ma sei un clown. Martina. Ciao Jack. E questo è assondato che noi abbiamo fatto cantare così come. Però domani dobbiamo pensare a noi ragazzi, perché se la Juve ha perso contro il Como allo stadio perché noi riceviamo le critiche e noi dobbiamo accettare le critiche, ha detto Spalletti, ok? Quindi dobbiamo accettare le critiche, è giusto che ci percolano e oggi noi vi percoliamo a voi, pagliacci. Ma che cazzo sta di questo? Ah, ciao Francesca, tu mi hai dato. Ah, ok. Ciao Francesca. Io sono consapevole che uscirò con Galatasaray, ma non in questa maniera assurda come avete fatto voi. Io sono consapevole di uscire con Galatasaray. Quindi pensa alla tua squadra di merda che avete e poi facete figure di merda. E capì? Quindi dite mangiare perché c'è una nuova calcio, poi rideremo. Quindi vincite sto scudetto e dovete andare da te 30 anni, quasi zero. Oggi avete dimostrato zero spaccato contro il Bodo Glimt. Tu hai zero, zero credibilità. Voi siete zero, come un taranno. Ah, così siete voi, come un gettone dai macchina scontro, che voi siete in zero, senza Lautaro, voi siete in zero. Quindi mi raccomando, e ritenta che sarà, che sarai più fortunato. Tu
lituano, sporteno bancario aussi, bancomat, o le figurine dei cacciatori. Io non mi compro un cazzo. Ahimia, non ne sopporto più. Pensate a voi, pensate a voi. Ciao Sus. Taranno, taranno. Voi non siete manco con il mondo. Taranno, taranno. Shh, toglietevi la bocca. Toglietevi la bocca per caso. Che voi siete insieme. Toglietevi la bocca. Iscrivetevi e la famo a chi ti ha avuto. Pagliaccio da merda. Toglietevi la bocca per caso. Toglietevi la bocca. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche per non perdere i altri contenuti. E un like. Com'era? Godo, farina con il bondo. Godo, farina con il bondo. Bondo, come il bondo. Bondo, farina con il bondo. A casa, merda. Farina con il bondo. A casa. Toglietevi la bocca e attivate tutte le notifiche per non perdere altri contenuti e un like, ok? Interista 1, 2, 3, 4, 5. E commentate, mi raccomando, e fino alla fine, Forzaia Ventus. Ciao Fabio, fammi chiudere che sono esaltato. Va bene, sembri comunque bravo. Io parlo così, non posso parlare per voi, perché l'interista si era preso una trauta nel culo. Ancora. A casa, a casa. Non pensate più alla Juve, non pensate più alla Juventus. Toglietevi la bocca. Toglietevi la bocca. Siete morti, siete venuti. Farete di merda, 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 farete di merda. Toglietevi la